ancora per parlare della storia attraverso il cinema, in particolare storia del Novecento, storia del totalitarismo. E oggi vi parlo di La scelta di Barbara, che è un film sempre Germania Est del 2012 che ha vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino, di Christian Petzold, che ha fatto anche altri film importanti, secondo me con una grandissima attrice che è questa Nina Hoss. È la storia di una dottoressa, un medico, che ha fatto richiesta di passare all'Ovest e per questa richiesta e per il fatto che ha il compagno che vive in Occidente è stata punita, è stata spostata dall'ospedale di Berlino dove lavorava a un ospedale della provincia, della campagna, della provincia rurale. Siamo più o meno, se non ho capito male, nel 1980 e quello è un esilio, è una punizione, però attenzione, questo ospedale di provincia, questa campagna ha il suo fascino, il paesaggio è un paesaggio caldo, anche la vita nell'ospedale ha un suo calore. Ovviamente lei è sotto un controllo continuo della Stasi, è sorvegliata, la sorveglianza prevede anche irruzioni nel suo povero appartamento, ispezioni corporali umilianti. Però la presenza di questo controllo, di questa sorveglianza, per certi versi è più forte nel volto di Barbara, nella recitazione di Nina Hoss, che è una recitazione, come dire, molto, molto chiusa, no? Molto riservata, molto trattenuta. È come se lei avesse in qualche misura introiettato una sorta di autocontrollo obbligato, non vuole nemmeno dare soddisfazione a coloro che la controllano di, come dire, di apparire ferita, no? Quindi resiste a qualunque dimostrazione di sofferenza o di paura o anche di rabbia, direi. Ha un autocontrollo che sembra freddezza, ma come succede con le grandi interpretazioni, non è freddezza, perché in realtà trapela da lei, da Barbara, intanto un grande amore per il suo lavoro, per i suoi pazienti, ma c'è anche un po' una storia d'amore, d'amicizia se si vuole, d'affetto comunque, con un collega. C'è un legame affettivo, c'è una dimensione affettiva che si accende comunque, che è l'altra faccia della medaglia rispetto a quel disumano controllo che lo Stasi, il funzionario della Stasi l'aveva definita, aveva detto che se fosse stata una bambina si sarebbe detto che aveva il broncio, perché era sempre con questa espressione un po' corrucciata, un po'. Però in realtà il film è un film anche pieno di calore, secondo me, ed è un film che proprio dà questa, di nuovo, la dimensione del controllo, del totalitarismo, della paura, no? Della presenza in tutto il paesaggio umano, la presenza di un controllo così permanente e così scrupoloso. Pur tuttavia, la scelta di Barbara sarà legata all'amore per i pazienti, e non solo per i pazienti, e sarà una scelta, in un certo senso, a modo suo, ribelle. Grazie a tutti per l'attenzione. Arrivederci a tutte e a tutti. You the people have the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.